Siamo con il sindaco di Kotte nella qualità anche di presidente dell'AICA, tantissime problematiche, ecco facciamo il punto della situazione dell'AICA, c'erano problemi sulle bollettazione e tante segnalazioni che arrivano in redazione di gente che segnala la perdita di acqua, insomma qual è la situazione considerando anche che è un'azienda nuova e che ha le sue difficoltà nella partenza? Sì, non abbiamo mai nascosto le difficoltà che sono connesse all'implementazione di un servizio nuovo. Non dimentichiamoci, come ho sempre detto, che AICA nasce sulle ceneri di un'azienda che è stata interdetta per mafia, che è fallita, per cui i sindaci hanno avuto il grandissimo senso di responsabilità di costituire dal nulla una nuova azienda e chiaramente non possiamo fare miracoli, non possiamo risolvere tutti i problemi nel giro di poche settimane. Peraltro voglio ricordare che l'azienda è nata ad agosto, un mese particolarmente complesso e difficile visto il caldo e vista anche la difficoltà di attivare tutta una serie di processi organizzativi. In breve l'azienda ha risolto tutti i problemi legati al pagamento delle bollette, era stato un problema informatico che è stato risolto, per cui già da qualche giorno è possibile pagare le bollette presso le poste chiaramente e presso tutti i centri convenzionati. Peraltro abbiamo dato disposizione agli uffici di predisporre le bollette, purtroppo nella prima le bollette quelle classiche che si pagano alla posta, i bollettini postali per intenderci, poiché nella prima emissione queste bollette, classici bollettini postali, non erano stati allegati sempre per motivi tecnici e quindi il pagamento principale era quello del Pagopa, per cui dalla prossima bolletta ritorneranno i bollettini postali, così gli anziani potranno ad esempio usufruire anche delle agevolazioni che sono previsti per chi paga il bollettino alla posta. Per quanto riguarda le rotture, è chiaro che le rotture ci sono sempre state, abbiamo già avviato un programma straordinario di riparazioni per quanto riguarda le piccole manutenzioni, sono tantissimi gli interventi che sono stati effettuati. Purtroppo abbiamo delle condotte fatiscenti che per anni non sono state oggetto dell'adeguata manutenzione né ordinaria né straordinaria e quindi è chiaro, non è una giustificazione, ripeto, ci vuole tempo per organizzarsi e per fare da un lato quelle manutenzioni straordinarie che consentiranno di risolvere i problemi in via definitiva, ma dall'altro, ripeto, abbiamo già attivato una serie di programmi di manutenzione ordinaria, diversi sono stati gli interventi effettuati, peraltro sul sito, ricordo abbiamo un sito che si chiama www.aiconline.it, è possibile vedere per la massima trasparenza di cui abbiamo dotato l'azienda ogni giorno qual è l'evoluzione degli interventi effettuati. Ai cittadini e agli utenti chiedo ancora una volta pazienza perché abbiamo iniziato un percorso straordinario di acqua pubblica, ma questo percorso richiede tempo perché in pochi mesi non possiamo fare quello che non è stato fatto per anni, però ci siamo tutti insieme e quindi pian piano risolveremo i problemi. Sui 10 milioni c'è stato qualche problema, ho letto. Sui 10 milioni finanziati, questo prestito disposto dalla Regione Siciliana, obiettivamente ci sono diversi problemi perché ad oggi ancora non abbiamo ricevuto le somme per tutta una serie di problematiche di carattere tecnico e di carattere giuridico. È chiaro che ci auguriamo che queste risorse quanto prima arrivino ad AICA, noi ci auguravamo un fondo perduto e ritengo che sia obbligatorio, sia doveroso per le istituzioni che stanno a monte più in alto rispetto ai comuni dare una mano d'aiuto per l'implementazione di un servizio pubblico. Per il momento è stato finanziato questo prestito che però peraltro, ripeto, ancora materialmente nelle casse di AICA non è arrivato. Quindi ci auguriamo che presto possa essere risolta la problematica, anche perché come sindaci per esempio abbiamo rifiutato l'ipotesi che c'era stata proposta alla curatela fallimentare di Girgenti Acque di fare il mandato all'incasso, cioè di riscuotere le vecchie bollette di Girgenti Acqua per conto della curatela. Ci siamo rifiutati perché chiaramente AICA non è un'agenzia di riscossione, noi non ne andiamo a bussare alle porte dei cittadini per pagare i crediti di altri soggetti che poi serviranno per pagare appunto i creditori della Girgenti Acque, che poi sappiamo chi sono. Per cui abbiamo rifiutato questo mandato all'incasso sapendo che avremmo avuto problemi di liquidità. Finalmente abbiamo cominciato a riscuotere, abbiamo pagato i primi stipendi, lo stipendio del mese di agosto ai dipendenti.
abbiamo pagato un acconto alla compagnia energetica e quindi stiamo facendo leva al momento solo sulle nostre forze. Quindi mi auguro che la Regione intervenga immediatamente. Questo rilievo del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sinceramente mi lascia perplesso che come dire, il Governo in maniera così attenta e precisa non si sia, e quindi questo è un richiamo anche alla Deputazione Nazionale, ai nostri deputati della provincia di Agrigento, che poco si sono mossi per aiutare l'avvio efficiente del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, mentre invece il MEF subito ha avuto modo di fare questi rilievi alla normativa regionale. Le difficoltà ci sono, però probabilmente sarebbe il caso che la politica parlo, quella che viene fatta nei tavoli romani, si occupi veramente delle problematiche della provincia di Agrigento. C'è stata una preoccupazione anche da parte dei sindacati che hanno chiesto un incontro anche con il prefetto proprio in particolare sul futuro dei lavoratori. Sì, ieri ci siamo incontrati, siamo stati in prefettura, naturalmente non possiamo fare altro che ringraziare il prefetto che ha seguito e segue la vicenda del servizio idrico integrato dall'inizio, da subito, ci è stata vicina, ci guida e quindi è un importantissimo punto di riferimento per la soluzione di tutte le problematiche che fino adesso si sono in qualche modo succedute. Ieri abbiamo dato un segnale importante pagando gli stipendi. Ricordo a tutti noi che al momento abbiamo un contratto di affitto di azienda con la curatela fallimentare, ciò ci ha consentito di partire. L'obiettivo è quello della valorizzazione del personale, perché l'azienda ha bisogno naturalmente di personale qualificato che possa fare andare avanti l'azienda, per cui da parte nostra c'è la massima volontà a valorizzare, a continuare il rapporto con tutti i dipendenti nel rispetto di quelle che sono le competenze di ciascuno, ma soprattutto nel rispetto di quella che deve essere dimostrato, cioè la voglia di lavorare e di contribuire per quello che è l'acqua, cioè un bene comune. Chiaramente appena termineranno i termini del contratto di affitto, poi insieme ai sindacati con i quali abbiamo instaurato un rapporto di leale ma allo stesso tempo di confronto importante, insieme naturalmente verificheremo tutte le situazioni che ci porteranno al miglior utilizzo del personale che abbiamo in AICA. Un'ultima domanda Presidente, ecco, si sono avanzate anche ipotesi di promozioni a personale dipendente cui invece non spettava, legati magari ad appartenenze politiche, ecco, su questo cosa ha da dire insomma? Ma guardi, purtroppo questa è un'altra delle illazioni di quelle fake news, ormai le definiamo così, che non esistono. A molti forse non è piaciuto il fatto che siamo riusciti a fare partire l'acqua pubblica e quindi si ci inventa di tutto per screditare l'avvio difficile dell'AICA. Non c'è stata nessuna promozione, come tutti sapete, in ogni azienda vi è la necessità di avere delle figure dirigenziali di riferimento. Ci sono dei quadri ai quali devono essere affidate dei compiti ben precisi. Nei comuni ad esempio abbiamo le posizioni organizzative, quindi semplicemente ad AICA si sono affidate le funzioni a due soggetti che tra l'altro già rivestivano questo ruolo con il commissario Venuti, con la gestione commissariale, quindi si è semplicemente continuato ad avere dei punti di riferimento, perché ricordo che la normativa prevede che all'interno di un'azienda ci debbano essere delle persone ai quali affidare degli incarichi direttivi, quindi non è stata fatta nessuna promozione ma semplicemente si è fatto quello che prevede la legge, quindi ritengo che forse è il caso di finirla con queste polemiche inutili e probabilmente concentrarsi su quelli che sono i veri problemi del servizio idrico integrato.